stiamo parlando di un passaggio perturbato, un passaggio che porta a un classico passaggio autunnale con precipitazioni direi diffuse sia su Dolomiti che su Prealpi, ma ad oggi direi che i quantitativi, se effettivamente fino a qualche giorno fa si vedevano precipitazioni più abbondanti, ad oggi i vari modelli hanno un po' diminuito l'entità. 20-40 mm in montagna, 30-50 sulla fascia prealpina, localmente anche 70 mm, misure comunque non eccezionali. Questi i quantitativi d'acqua previsti per le prossime 24 ore, quando anche la provincia di Belluno sarà investita da una fase spiccata di maltempo di stampo autunnale. Lo confermano gli specialisti del centro meteo di Arabba, smentendo di fatto i bollettini catastrofici comparsi nel weekend su noti siti e app che si occupano di meteorologia. Per la montagna non sarà un martedì da tregenda. Perché è una perturbazione che sì è piuttosto attiva ma anche piuttosto veloce, inizia i primi effetti stasera, tarda serata e già domani sera si allontana verso est. I venti invece rinforzano ma saranno da sud-ovest, sud-est scusi, la mattina, poi tendono a ruotare già dal mezzogiorno da nord-nord-est. Il centro decentrato funzionale della Regione Veneto ha emesso il bollettino che per le zone montane indica l'assenza di fenomeni significativi prevedibili. Certo, le piogge potranno innescare piccoli smottamenti o scivolamento di terriccio lungo la viabilità, perciò per chi viaggia è raccomandata prudenza alla guida. La fase di maltempo sarà limitata alla giornata di domani. Mercoledì, salvo residua nuvolosità mattutina, su tutta la provincia tornerà a splendere il sole.